Si è celebrata ieri 4 settembre la festa dedicata a Santa Rosa da Viterbo, cui è dedicato la parrocchia del villaggio Mosè di Agrigento, diretta dal parroco Don Luca Camilleri. Un trito di celebrazioni per la santa originaria di Viterbo, nata da una famiglia povera, che visse una vita di penitenza e apostolato pubblico nella sua città, diventando nota per la difesa al territorio viterbese, per i suoi miracoli e per il suo fervore religioso. Ieri la Santa Messa concelebrata da Don Lillo Argento, dal missionario Said dell'Ordine Antoniano Maronita, originario del Libano, che da un mese ha vissuto l'esperienza parrocchiale e che nella sua omelia ha voluto ricordare le gesta della Santa Francescana e del suo percorso religioso. Durante la messa solenne la partecipazione del coro diocesano, diretto da Gabriella Fazzi, nel corso della Sacra Funzione, gremita di fedeli, anche la celebrazione di 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro di una coppia di sposi agrigentina. Santa Rosa è una figura sempre attuale perché è stata una figura prima di tutto pacificatrice della sua città. Abbiamo avuto la grazia di celebrare con devozione e fervore il triduo di Santa Rosa, che è stato anche predicato dal padre Said Yazbek, libanese dell'Ordine Antoniano Maronita. È stato un modo anche per conoscere meglio la figura della Santa e celebrarla soprattutto nella sua memoria liturgica. Ecco, padre Said è qui con noi e potrà... Ecco, vieni padre Said. Padre Said, parliamo di questa esperienza qui presso la chiesa Santa Rosa di Viterbo. E ha detto che andrà via in Libano. Ecco, parliamo appunto di questa sua esperienza. Come l'ha vissuta, come ha vissuto l'incontro con i cristiani argentini e siciliani. Allora, buonasera a tutti, sono padre Said, come ha detto Don Luca, sono dell'Ordine Antoniano Maronita e ho vissuto qua quasi un mese. È stato un mese molto bello per me, con la gente, le festività di Santa Rosa. Abbiamo vissuto momenti molto belli nella comunità, soprattutto intorno all'altare del Signore, la messa quotidiana in tutto questo mese e poi anche gli incontri con i parrocchiani e gente molto buona, molto brava, molto impegnata per la parrocchia, ecco, e per la società, soprattutto qui nel villaggio Mosè. Ecco, lei nella sua omelia ha parlato proprio della figura cristiana di Santa Rosa, del suo percorso verso la sua religiosità, una figura particolare all'interno della Chiesa. Sì, certo, ho parlato in 3 giorni di Santa Rosa. Prima ho parlato di questa amicizia che aveva con il Signore, è Lui che ci ha scelti e ci ha chiamato amici, e questa amicizia è essenziale con il Signore, è questa amicizia che ha spinto Santa Rosa ad andare nella città a consacrarsi nel terzo ordine francescano e a portare una croce nonostante la malformazione che ha avuto, e anche a fare tanti atti di carità nella città di Viterbo. Ecco, Santa Rosa è stata una consacrata. Oggi abbiamo anche parlato di questa consacrazione, che è l'essere per Dio, l'essere in Dio, ma anche l'essere per questo mondo e in questo mondo. Non nel senso negativo, l'essere per il mondo significa non essere attaccati, non avere il cuore attaccato a questo mondo, ma come se Santa Rosa, vivere nel mondo ma avere il cuore rivolto al Signore e rivolto al cielo. Ecco, lei è libanese, come si vivono questi momenti purtroppo in cui la guerra imperversa in quella parte del mondo? Purtroppo sono momenti difficili, accanto a noi c'è la Terra Santa, c'è Gaza, dove soffrono molto, la gente soffre molto, molto, molto di là. Nel Libano abbiamo avuto anche tanti problemi, tanti momenti di guerra, di conflitti. Adesso, ringraziando il Signore, ci stiamo rialzando e andando avanti.